Padova si accende per Natale e apre un villaggio in piazza Remitani interamente dedicato a Babbo Natale e alla magia di questi giorni. Un villaggio con 15 chalet, allestimenti a tema e la casetta che dall'8 dicembre ospiterà Babbo Natale. Oltre agli immancabili giochi per i più piccoli, tema comune è quello della sobrietà e del festeggiare senza eccessi. C'è anche un aspetto psicologico da tenere conto, è un bel momento a Natale, non solo commerciale ma anche come sensazione, per cui siamo stati leggeri come investimenti, come illuminazione, però la gente ha bisogno anche di sentire lo spirito del Natale e non solo sotto l'aspetto commerciale, con tutti i guai che abbiamo, la guerra, l'energia elettrica, tantissime cose, la gente ha bisogno anche di un po' di serenità. L'amministrazione ha comunque preso dei provvedimenti per mantenere sotto controllo le spese e non dare un messaggio negativo ai padovani. La spesa per le luminarie è pari circa allo 0,1% rispetto alla spesa energetica del comune, quindi è una cifra molto ridotta. In ogni caso abbiamo deciso di spegnere prima, quindi a mezzanotte invece che alle 2 le luci. Abbiamo meno giorni di accensione perché siamo partiti il 25 novembre, in altre occasioni eravamo partiti con qualche giorno di anticipo. Questo, con alcuni accorgimenti, tutta la tecnologia LED ci permette di risparmiare di fatto il 30% di energia elettrica. Più in generale queste iniziative per il Natale sono all'insegna della prudenza, del basso profilo, ma anche dell'ottimismo, visto che pure i dati Istat sono incoraggianti. Non è così in decrescita come qualcuno affermava. Oggi i dati Istat hanno confermato che invece c'è un'economia in forte crescita, non parliamo del Veneto dove ci sono dei numeri veramente entusiasmanti. Per cui in realtà un evento del genere è un evento che è un messaggio di speranza ma soprattutto di positività, no?